ci chiediamo, vediamo un po' in cosa consiste praticamente un bilancio partecipativo. Consiste innanzitutto in due cicli, uno di decisione e uno di realizzazione. Se noi ci concentriamo solo in quello di discussione, non andremo mai avanti, perché se le cose non accadono, l'anno prossimo non ci sarà nessuno a discutere. Perché è chiaro che in un momento di estrema sfiducia nella politica, se un processo non mostra immediatamente di essere in grado di produrre un risultato, probabilmente non sarà più attrattivo nel tempo. Teniamo conto che è anche un handicap il bilancio partecipativo, che decide in un anno le cose da applicare al bilancio dell'anno dopo, quindi comunque tra la discussione e la realizzazione passa sempre un annetto e mezzo, il che può determinare anche tutta una serie di, come dire, di ansietà nei cittadini e di aspettative deluse, se l'amministrazione non è capace di prendere in considerazione queste aspettative. Allora, la maggior parte dei bilanci partecipativi si esercita sulle entrate e sulle uscite, scusate, quindi sulle autorizzazioni di spesa. Pochi casi, ma molto interessanti, si occupano anche di entrate, cioè di immaginare come sia possibile costruire un consolidamento di amministrazioni che insomma in questo momento mostrano di essere deboli. Allora, l'idea è quella che si scelga un valore del bilancio X che è posto in discussione diretta con i cittadini, di solito è un pezzo del bilancio degli investimenti, cioè di spese in conto capitale. Perché? Perché sono quelli da un lato più flessibili, perché se io vado a discutere con i cittadini la spesa corrente o addirittura i contratti del personale, è chiaro che passo molto tempo a discutere cose in cui posso spostare una foglia, poi perché ho i contratti, le protezioni sindacali, quindi ha senso perdere tanto tempo a discutere cose che poi non provocano sommovimenti? No. Quindi di solito si inizia, perlomeno si inizia dagli investimenti, che oltre a essere più flessibili sono anche più minacciati oggi, perché sono quelli che come dire, si tendono a tagliare oggi nella restrizione della spesa pubblica. Questa parte che è presa in considerazione però non vuol dire che io informi solo su questa parte, perché se no io sto facendo quelle che si chiamano envelope, una busta in Francia, che io un osso che getto ai cani affamati e gli dico regolatevi con questo, ma tutto il resto resta intrasparente come prima. Quindi l'idea di un bilancio partecipativo è che al di là di quanto ho deciso di mettere in discussione con i cittadini, io dia informazioni chiare e leggibili su tutto il resto, cioè su quel 100% meno X che in qualche modo non sto ponendo in discussione pubblica, ma su cui illuminerò i cittadini, per esempio, che sappiano, perché io l'altro giorno ero ad Alessandria, no? E a Torino a fare, comunque a realizzare le partenze dei processi del bilancio partecipativo di là. Sono due città che in questo momento, Alessandria è in dissesto economico, Torino è in un momento molto difficile della sua storia, però l'idea è quella anche di usare questo come uno spazio di controinformazione, perché i cittadini, al di là di quello che i giornali dicono, spesso mentendo o omettendo, facciano capire quali sono i tipi di voci che ci sono in questo momento, su quali prestiti l'amministrazione è impegnata, su quali cose non può operare e quali sono quelle su cui esiste una maggiore flessibilità. In termini di fondi, di solito il bilancio partecipativo lavora su due tipologie, una che io chiamo motivatori, che sono fondi che sono più vicini alle cose che al cittadino interessano, no? O almeno spesso interessano di più, cioè fondi per interventi di quartiere, piccoli interventi che cambiano la qualità della vita nelle nostre zone, e gli altri suggerimenti per interventi di manutenzione. Questi qui sono interessanti perché non necessariamente sono investimenti, i cittadini li suggeriscono come se fossero investimenti, ma spesso in realtà sono spese di manutenzione che possono quindi essere realizzate spesso anche subito coi fondi di quell'anno, senza andare sugli investimenti. Quindi sono dei motivatori perché nel momento in cui avvengono lasciano al cittadino l'impressione che quel processo sia realmente efficace, perché a me è capitato quando lavoravo a Venezia nel bilancio partecipativo che dei cittadini ci avessero detto ci sono dei cantieri aperti che sono in realtà chiusi da vari anni e che però sono come dire, ancora là, morti. Allora noi abbiamo lavorato perché in 2 settimane quei cantieri fossero tolti, e quando i cittadini sono tornati all'altra assemblea del bilancio partecipativo erano estasiati e completamente fiduciosi nel processo, perché dopo tanti anni che protestavano finalmente il processo si era dato delle linee, aveva mostrato di essere l'unica cosa efficace per togliere quei cantieri. In realtà era che il
processo aveva una priorità politica nell'amministrazione, quindi si cercava, come dire, di realizzare il più velocemente possibile quello che diceva proprio per mostrare che il processo era effettivo. Poi ci sono quelli che io chiamo fondi educatori, che in realtà alcune volte sono motivatori, altre no. Allora, possono essere motivatori, per esempio ad Alessandria si discuteva di questo ponte che l'amministrazione di centrodestra precedente ha distrutto, che collegava la cittadella con la città, praticamente sono rimasti tipo 3 km senza ponti, che dividono la città in due oggi, no? Allora questo ponte è diventato, è un ponte, è una, come dire, una cosa di interesse cittadino, non è un piccolo intervento di quartiere, anzi determina la differenza tra una città divisa in due e una città unita, e allora può essere un motivatore, nel senso che le persone possono andare al processo proprio perché gli interessa discutere sul ponte. Di solito però non capita così, di solito le grandi opere non sempre sono comprese e di interesse di tutti i cittadini. Se io discuto di un aeroporto, ci saranno quelli che abitano vicino, quelli che prendono molto l'aereo interessati, ma tutta un'altra serie di persone che non lo sono. Però è importante porle in discussione, per questo li chiamo educatori, perché evitano di far, come questi invece, di far concentrare i cittadini sempre sull'ombelico delle piccole realtà dove vivono. Quindi aiutano a capire che la complessità della realtà su cui l'amministrazione deve intervenire è superiore. E quindi questo insieme di fondi, se messi tutti in gioco insieme, può dare, come dire, una visione complessa del territorio. Un altro elemento è che alla fine, se lo giudichiamo politicamente, il bilancio partecipativo che cos'è? È annualmente un'incidenza sul piano pluriennale di un'amministrazione che ogni anno rivede le urgenze per l'anno successivo, no? In realtà io è chiaro che quando mi metto a fare un bilancio partecipativo già ho uno strumento che mi dice più o meno quello che vogliamo fare. Il problema è che quello che vogliamo fare oggi può diventare totalmente inutile, cioè piste ciclabili, se domani c'è un'emergenza cittadina per cui dopo un terremoto abbiamo da fare delle ricostruzioni, oppure abbiamo una crisi alimentare e dobbiamo concentrarci su, oppure un arrivo di profughi enorme in città, avremo delle priorità diverse. Allora, siccome i progetti elettorali, i piani di mandato delle amministrazioni sono fatti sincronicamente, cioè sono fatti in un momento e sembra che tutto sia ugualmente importante per il futuro, ma in realtà le spese avvengono nel tempo le priorità mutano per il mutare delle condizioni esterne. L'idea è che un bilancio partecipativo sia uno strumento che aiuta a ripensare annualmente il piano per i prossimi 4 o 5 anni a partire dalle urgenze dell'anno prossimo, no? E quindi rimescoli in qualche modo le carte dei processi pluriennali. Bene, detto questo, quali modelli abbiamo di bilanci partecipativi? Abbiamo dei modelli a base di quartiere, cioè che dividono il territorio in una serie di aree che non necessariamente devono coincidere con il decentramento tradizionale, anzi spesso non dovrebbero, perché il decentramento tradizionale, come fatto in Italia, sappiamo, non ha niente a che vedere con l'identità dei cittadini, è spesso un processo burocratico che è stato fatto negli anni 70 per cercare più o meno di dividere la città in blocchi omogenei. Poi i blocchi sono evoluti nel tempo con logiche differenti e quindi ci troviamo oggi ad avere quartieri con 100.000 abitanti, altri con 10.000, però, come dire, quando non ci sono state queste trasformazioni si è mantenuto un po' questo equilibrio, però era una divisione molto burocratica spesso. Io ho lavorato in quartieri dove la gente magari era legata a un palio, a una tradizione culturale e detestava gli altri pezzi del quartiere dove era stata messa insieme, no? Quindi, oppure ci sono quartieri che includono delle frazioni che stanno magari a 10 km, però il decentramento è la stessa, però quelle frazioni hanno bisogno di uno spazio loro perché sono, come dire, dei nuclei conchiusi per certi versi. Quindi abbiamo questi modelli. Questi modelli a base di quartieri sono di solito abbastanza redistributivi, cioè tendono a dividere il denaro che c'è a disposizione in vari blocchi e quindi ogni quartiere può più o meno avere le sue priorità. Questo vuol dire che magari in una città dove la spesa tendeva a concentrarsi sempre nelle stesse zone si può permettere una ridistribuzione migliore del denaro. I processi tematici sono invece dei processi che hanno, come dire,
massimizzano l'impatto su alcune politiche. E perché di solito si fanno? Perché le amministrazioni non sono coese e quindi ci sono degli assessori che si rifiutano di fare il bilancio partecipativo. Allora di solito si inizia da quelle 2 o 3 aree che sono più disponibili e poi naturalmente negoziando politicamente che negli anni prossimi ci si espande anche alle altre. Ci sono casi di interventi a rotazione, per esempio Arezzo lo faceva su 3 temi ogni anno, Modena lo faceva su alcuni quartieri ogni anno che poi ruotavano, no? Quello attoriale invece è concentrato su alcuni gruppi particolari che possono essere immigrati, possono essere le donne, di solito sono le scuole, sono dei bilanci partecipativi di scuole. E i bilanci partecipativi virtuali in realtà sono oggi più che degli spazi a parte, come erano agli inizi, sono degli elementi che si sovrappongono a questi, quindi io posso fare virtualmente via internet le votazioni di una serie di bilanci partecipativi, le proposte di una serie di bilanci partecipativi di altro tipo. Diciamo che la riorganizzazione sarebbe di questo tipo, no? Io posso avere queste 3 tipologie si possono sviluppare con approcci faccia a faccia, con approccio virtuale digitale o di solito, ed è una migliore delle occasioni, con approccio misto, cioè con una geometria variabile, oltre a potersi sovrapporre anche tra attoriale, tematico e territoriale, perché io posso avere un bilancio partecipativo con fette destinate a tipologie diverse. Io lavoro in Portogallo in alcuni bilanci partecipativi che hanno sia quello territoriale sia poi dei bilanci partecipativi specifici per le scuole, per esempio. L'idea è quella di contare su spazi differenziati che possano favorire la demodiversità, cioè la presenza di gruppi sociali abbastanza diversi dentro, tanto che oggi ci sono alcuni bilanci partecipativi che usano giurie civiche estratte a sorte. Per esempio il caso di Torino che stiamo montando per il 2013 ha una commissione deliberativa che per 50% è fatta di cittadini che vengono estratti a sorte dalle liste dei quartieri che in questi anni faranno la sperimentazione. Solo che cosa succede nella mia esperienza e soprattutto nell'esperienza tedesca con i cittadini estratti a sorte, che quelli estratti a sorte un anno, molti di loro si appassionano al meccanismo e in futuro vogliono tornare. Se allora tu gli dici no, perché l'anno prossimo estraiamo a sorte degli altri, questi qua vengono frustrati ed è la cosiddetta classica perdita di capitale sociale, che tu hai formato delle persone, le hai entusiasmate e l'anno prossimo le zittisci e gli dici ora non tocca più a voi. Allora, quello che devi creare di solito è un processo misto in cui tu hai uno spazio in cui possono venire gli autoconvocati o almeno dei rappresentanti degli autoconvocati che sono in parte anche quelli estratti a sorte l'anno prima, e poi l'estrazione a sorte in fondo serve ad avere delle persone che siano un po' neutre dal punto di vista della conoscenza dei temi, non siano già posizionate come lo sareste quasi tutti voi probabilmente, poi non è detto che voi siate posizionati su tutti i temi, no? Potete essere posizionati sui temi su cui lavorate di più,